Sono Paolo Martinazzo, un architetto che adesso vive a Zurigo in Svizzera. Da qualche anno faccio parte della CAVES, che è questa associazione, confederazione delle associazioni venete in Svizzera, che appunto comprende la Trevisani, la Bellunesi e la Vicentini, che sono presenti nel territorio svizzero. E questo ruolo che ricopri ti porta a seguire dei progetti o degli eventi, delle attività? Sì, noi come Caves, a parte i nostri incontri bimestrali, cerchiamo di portare avanti un progetto durante l'anno solare. Quest'anno abbiamo in programma di presentare verso fine ottobre un convegno riguardante il bilinguismo. E perché bilinguismo? Perché appunto come molte terre di immigrazione la Svizzera presenta numerosi nostri connazionali veneti che si sono insediati lì, quindi siamo già alla seconda, terza e quarta generazione. E questi ragazzi, oltre ad aver appreso appunto la lingua, in questo caso il tedesco, mantengono comunque una radice italiana, quindi si nota sempre di più un mix tra parole tedesche e parole italiane e diventa quasi una sorta di nuovo slang, cioè uno parla tranquillamente con un amico, due parole sono in tedesco, una in italiano e viceversa, quindi è bello vedere anche un po' questa cosa, no? Abbiamo invitato un sociologo dell'università che verrà appunto a parlare, poi ovviamente come tutte le conferenze ci sarà un moderatore aperto al pubblico e speriamo nell'affluenza abbastanza elevata, insomma. Una realtà quindi non solo di emigrazione del passato, ma anche molto attuale. Beh, certo, la storia dell'immigrazione ha avuto appunto un grande blocco dopo la seconda guerra mondiale e adesso sta vivendo un ritorno molto importante, solo che adesso appunto come me sono in gran parte studenti, giovani che desiderosi di apprendere nuove esperienze, anche attirati da un mercato forse un po' più flessibile che il nostro italiano, prendono e partono alla ricerca appunto di nuove occupazioni. E realizzate dei progetti oppure delle attività di aiuto? Il nostro obiettivo è di impegnarci per realizzare appunto eventi, magari anche qualcosa di meno informale, non so, degli aperitivi, dei incontri, dibattiti, cineforum. Adesso le modalità sono molteplici, però appunto sì, cerchiamo di fare gruppo ancora.